Buongiorno, sono Vania Lonardi, la referente regionale degli ufficiali di gara salto ostacoli del Comitato Regionale Veneto. Per quanto riguarda la disciplina del salto ostacoli, le norme specifiche del protocollo attuativo sono essenzialmente divise in 4 punti. Il primo punto riguarda la chiusura delle iscrizioni ad una manifestazione e vogliamo specificare che al termine Covid di chiusura delle iscrizioni, in analogia con il termine di chiusura regolamentare, si applica quanto disposto all'articolo 116.3 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli vigente, per cui il comitato organizzatore ha la facoltà di accettare le iscrizioni non oltre le ore 24 del giorno precedente l'inizio del concorso. Nel secondo punto viene trattato l'argomento del locale che ospita la giuria. Per effettuare la manifestazione è necessario, oltre a quanto previsto nelle norme generali, che lo spazio o il locale dedicati alla giuria siano di dimensioni adeguate per ospitare, nel rispetto del distanziamento sociale, il collegio giudicante, nonché lo speaker e il cronometrista. Laddove il distanziamento sociale di 1 metro non fosse possibile, sono necessari divisori specifici adeguati. Il terzo punto è dedicato al campo prova. In campo prova sono ammessi gruppi di massimo 12 binomi in base alle dimensioni e alla tipologia indoor o outdoor del campo stesso. È consentita la presenza di un solo accompagnatore o istruttore in campo prova durante i salti preparatori. In altri momenti gli accompagnatori del binomio o l'istruttore devono sostare fuori dal campo prova mantenendo le distanze interpersonali previste e la distanza di 1 metro dal riparo esterno, cioè dalla staccionata, del campo prova o riscaldamento. Sono ammessi l'istruttore o l'accompagnatore sempre uno per binomio all'interno del campo prova, solo nel momento in cui il proprio cavaliere inizia ad effettuare i salti di preparazione alla gara e comunque non prima di 7 cavalli dall'ingresso del binomio nel campo gara. Le persone al servizio dei cavalieri dentro il campo prova devono essere muniti di mascherina ed essersi igienizzati le mani prima di entrare per alzare le barriere. Le persone presenti in campo prova devono posizionarsi in maniera da mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra di loro e 2 metri dai binomi. Il quarto punto riguarda il campo gara, ma soprattutto la ricognizione del percorso durante la quale bisogna mantenere la distanza interpersonale e rispettare il distanziamento sociale anche se si fa parte del medesimo circolo. Grazie per l'attenzione, buona giornata.